Allora, adesso siamo invece con un altro componente del gruppo di Noriolo, giusto? Sì, Siamo in compagnia di... Tattano Mura. come? Tattano Mura. Tattano, cioè Sebastiano Mura. E tu che ruolo c'hai dentro il gruppo? Io nel ruolo del gruppo sono il presidente del gruppo Tirone Noriolo, faccio il contra. Sei presente da quando? Da quando abbiamo fatto questa associazione quest'anno, dall'anno scorso. Ah, quindi sei proprio fresco di nomi. Fresco, perché io sono arrivato dopo, non come Francesco e Cosimo, che sono quelli che hanno fondato il gruppo del Tirone Noriolo, che hanno cambiato molti pezzi da parte degli anni 80, quando erano giovani che hanno cominciato loro. Io ho cominciato con loro 7-8 anni fa. Andavo qualche volta a cantare con loro e così quando capitava, però i fondatori ci sono adesso sono Francesco e Cosimo. Tata, la passione... Mentre io e Antonio siamo arrivati dopo. A te la passione del canto come, dove, quando è nata? Io la passione del canto posso dire anche che ce l'ho avuta da bambino, perché a casa tutti quanti, chi andava a ballare, chi cantava chitarra, chi cantava poesia, erano tutti amanti del canto sardo, quindi almeno uno doveva fare il canto a tenore, quindi sono uscito io a casa. Asco, è difficile cantare oppure no? Oppure una dote naturale? A me mi viene facile, anche perché ho avuto anche gente che mi ha insegnato bene a cantare e quindi quando hai uno come Francesco Carta e come Cosimo che hanno una certa esperienza, quindi seguirli ti viene facile e impari subito. Quindi tu sei protagonista anche in quest'ultimo CD che avete fatto, Sì. Dove ci sono un bel po' di pezzi e avete recuperato anche delle... di Iana, Stefano De Luigi e Gianluca Carta e Tattano Lai, sono autori di organetto. È stata un'idea che ci è venuta così di far cambiare, invece di fare un CD soltanto tenore, chiamare un artista come Gesuino e quindi far espandere questa cosa, farla a conoscere ancora un po' di più. Conoscere un po' di più e anche provare a cambiare qualcosa per rendere più orecchiabile per qualcuno, non so. Qualcuno dice che il tenore non è proprio il massimo. Grazie della testimonianza e speriamo che questi giovanotti qua ti possano seguire, no? Speriamo che seguano perché sono bravissimi anche loro. Che stanno facendo lo stesso tragitto che l'hanno fatto lui. Certo. No, la pancia no.